Avete sentito dunque il buon auspicio per il 2016 del Pignarol Grandi Tarcento. Siamo qui anche accanto al sindaco Celio Cossa, sindaco di Tarcento, dunque i presagi sono buoni. Ma a sentire il vecchio verando sì, speriamo che però i presagi siano aiutati da noi, dalla gente, dai cittadini, dalla solidarietà di tutti, per cercare di avere un anno migliore di quello che abbiamo trascorso. Una grande festa comunque, sempre una festa di comunità qui. Sì, tanta gente quest'anno, sia domenica con la corsa dei carri, sia oggi. C'era moltissima gente sotto in centro, il corteo era lunghissimo, quindi siamo contenti. Vuol dire che le tradizioni ancora contano nel nostro Friuli ed è questo la cosa Abbiamo più anche importante. il presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, salito qui a Coia di Tarcento, abbiamo sentito le previsioni del vecchio venerando, pronti ad accoglierle anche voi? Pronti ad accogliere queste fiamme, questo fuoco così, direi così preciso, così positivo, nel senso che brucia, si è acceso in maniera completa, con grande forza e con grande energia. Spero sia il messaggio di quello che sarà il prossimo anno, anzi quest'anno, il 2016, un anno nel quale ovviamente gli auspici, i primi sentori positivi diventino auspici concreti e diventino un'opportunità di impegno di tutti per far sì che questa fiamma così vivace sia effettivamente il traino di un impegno di tutti verso un 2016 positivo. Le previsioni, gli auspici, le prime analisi danno questi indirizzi e cerchiamo di coglierle sino in fondo.